La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Anche Chioggia questa mattina si è risvegliata in zona rossa. Negozi chiusi, eccetto alimentari, edicole, tabaccai e pochi altri. Didattica a distanza per i bambini della scuola primaria e i ragazzini della scuola secondaria di primo grado, mentre per i barbieri e i parrucchieri gli effetti si vedranno a partire da domani, essendo il lunedì tradizionalmente giorno di riposo per la categoria. La disciplina in vigore accompagnerà i veneti fino a Pasqua. Un segnale di speranza arriva dalle vaccinazioni. Alla presenza del sindaco Alessandro Ferro, dei volontari della Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sono iniziate stamane le somministrazioni al terminal portuale di Aspo in Val d'Ario a Chioggia, da parte dell'Ulstre Serenissima alle classi 1930-1937, che possono prenotare l'appuntamento online. Il servizio funziona già a pieno regime con 3 batterie. L'obiettivo da raggiungere è fissato a 1000 vaccinati al giorno per immunizzare l'intera cittadinanza clodiense entro 2 mesi. The Bay Distribuzione dal 1963 è leader nella zona per la consegna di bevande all'ingrosso e al minuto. Offre una vastissima gamma di prodotti con un servizio eccellente e sempre puntuale. Il servizio di consegna è attivo a Chioggia, Cavarzere, Conche e Codevigo per le utenze private e anche a Rosolina, Rosolina Mare e Albarella per le aziende. Contatta The Bay Distribuzione al numero 041 49 3136 oppure all'indirizzo email info@thebaybevande.com. Hanno preso il via stamane i lavori di sostituzione della campata del ponte che attraversa il fiume Brenta lungo la strada Romea tra Brondolo e Calino. Gli operai dell'ANAS avevano già terminato gli interventi di ripristino delle superfici corticali all'intradosso e nei cassoni. La manutenzione è in corso al chilometro 84 916 della Romea, mentre dal chilometro 84 800 al chilometro 85 200 è stato istituito il senso unico alternato di circolazione regolato da semafori. La modifica alla circolazione prevede anche il divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 44 tonnellate e sarà attiva fino al termine delle operazioni previste per il 5 luglio prossimo. L'importo dei lavori si aggira attorno a 3 milioni. Dopo l'installazione del semaforo, stamane hanno cominciato a formarsi file di auto in entrambe le direzioni. Il tempo di attesa è stato stimato in 5 minuti, anche se dai primi riscontri c'è stato chi ha dovuto aspettare di più. Per ovviare al disagio stradale, il sindaco Alessandro Ferro, che risiede nella frazione di Sant'Anna, ha raggiunto come promesso il municipio di Chioggia in treno. Chioggia Azzurra ha intercettato il primo cittadino alla stazione per chiedergli impressioni del pur breve viaggio lungo la tratta ferroviaria e gli sviluppi relativi a quest'ultima, proprio nella mattina in cui il treno delle 7 da Cavanella al capolinea lagunare è stato prima posticipato, poi definitivamente cancellato, causando disagio agli utenti pendolari. Se cerchi una cartoleria dove poter fare i tuoi biglietti da visita e menù per il tuo ristorante, c'è la Pegaso. Quando pensi a una cartoleria, pensa alla Pegaso. Ci trovi a Borgo San Giovanni 111 e su WhatsApp al 328 63 57 832. Ti consegniamo a casa gratis e anche da casa puoi pagare con carta o bancomat. Per te solo il meglio e il meglio è la Pegaso. Fanno finalmente bella mostra di sé all'esterno del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia le nuove coperture destinate a proteggere gli operatori dalle precipitazioni e dalle intemperanze dei gabbiani. L'intervento è stato finanziato dai patti territoriali per la soddisfazione di chi al mercato lavora ogni notte e durante il giorno. Ulteriori azioni, grazie all'amministrazione comunale, sono in programma all'interno della sala aste, che sarà progressivamente digitalizzata, esponendo al muro i quadranti con i prezzi della merce e gli avvisi. Dell'intervento si è già parlato in sede di Commissione Mercato. Un altro tema che angustia la struttura, diretta da Emanuele Mazzaro, riguarda naturalmente il recupero del peschereccio Adelinda, naufragato il 7 settembre 2020 nel canale San Domenico, proprio vicino al mercato.
Comune, Capitaneria di Porto, Mercato Ittico e Provveditorato alle Opere Pubbliche, spiega Mazzaro, si sono impegnati a spostarlo, ma l'unico motivo per cui il natante è ancora là risiede nel fatto che l'INPS non ha autorizzato la sua distruzione, in quanto vanta un credito pregresso nei confronti del titolare, anche se si tratta di uno scafo ormai senza valore. Se non sarà possibile addivenire al suo spostamento per vie naturali, conclude il direttore del mercato, agiremo in sede legale. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Con l'entrata in zona rossa, alcuni uffici del comune di Chioggia da oggi ricevono solo dietro appuntamento. Si tratta dell'anagrafe, dello stato civile, del protocollo e del servizio elettorale. Nel sito dell'ente sono elencate tutte le specifiche per prenotare, con gli orari e i recapiti telefonici e mail. Lo stato civile funziona dal lunedì al venerdì con orario 8:30-12:30. L'anagrafe procede invece fino alle ore 13. In nessun modo sarà possibile accedere a questi spazi del municipio se prima non è stato fissato un appuntamento. Non rinunciare ai rinomati galletti di Befed. Nel weekend chiama allo 041 52 28 088 o contattaci in Facebook al 339 20 74 632 e li riceverai direttamente a casa tua dalle ore 18:30 alle 21:30 del sabato e della domenica. Consegniamo a domicilio i nostri prestigiosi galletti targati Befed. Alla fine di dicembre 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Chioggia il regolamento per l'assegnazione di onorificenze, quali la concessione della cittadinanza onoraria per le personalità esterne al Comune e di quella benemerita per i residenti che si sono distinti in particolari attività di lustro. In questo quadro, l'ex presidente del Consiglio Comunale, Endri Bullo, aveva avanzato l'istanza dell'assegnazione della cittadinanza benemerita al grandufficiale Giorgio Aldrighetti, per molti anni araldista dell'ente. Il funzionario, che continua a portare avanti e a divulgare la conoscenza della storia e delle tradizioni cittadine, è stato anche decorato pontificio e dell'Ordine di Malta per incarico delle rispettive amministrazioni. Nella veste di araldista ha curato l'istruttoria per riconoscimento degli emblemi della provincia e del Comune di Venezia, oltre all'acquisizione da parte di Chioggia del titolo di città, correggendone lo stemma e il sigillo. In sede privata Aldrighetti è stato protagonista anche della blasonatura dello stemma dei cardinali Angelo Scola e Raniero Cantalamessa, nonché del patriarca Francesco Moraglia. Spero, conclude Endri Bullo, che entro l'anno qualcuno dell'amministrazione porti avanti questa richiesta. Voglia di caffè? Da Passione Caffè in Piazza Europa 10 a Sottomarina, con soli 18,50 € puoi portare a casa una mini caps in comodato gratuito a 50 capsule. E grazie alla promozione con Chioggia Azzurra potrai averne ulteriori 50 a scelta in regalo. Cosa aspetti? Chiama allo 041 89 42 009. Vola da Passione Caffè. Un drammatico assalto piratesco in una delle zone più pericolose al mondo per il traffico marittimo commerciale. È ciò che è accaduto 4 giorni fa nel Golfo di Guinea alla nave Davide B della flotta De Poli mentre faceva rotta verso il Delta, uno stato della Federazione Nigeriana. A 220 miglia nautiche da Lagos, il bastimento battente bandiera maltese e proveniente dalla Lettonia è stato abbordato da 9 uomini armati che hanno sequestrato 15 dei 21 membri dell'equipaggio, lasciando i rimanenti 6, per fortuna, in buona salute e nelle condizioni di denunciare l'accaduto. La notizia del sequestro è rimbalzata dai Paesi Bassi, dove oggi ha sede l'armatore De Poli Ship Management, fino alla isola di Pellestrina, dove la famiglia De Poli ha fondato e diretto per 2 secoli gli omonimi cantieri,
prima della loro drammatica chiusura nel 2009 con il trasferimento della società in Olanda e la successiva assegnazione ad ACTV del bacino galleggiante del cantiere navale nell'isola. A seguire da vicino il drammatico sequestro dei marinai c'è Chiara De Poli, amministratrice delegata di De Poli Tankers, nonché figlia di Davino De Poli, quindi erede della secolare tradizione di armatori della famiglia di Pellestrina. Obiettivo dichiarato dell'assalto dei pirati, pratica che negli ultimi mesi sta vivendo una drammatica escalation di violenza, soprattutto nel Golfo di Guinea, non era il carico della nave, bensì il rapimento del personale di bordo al fine della richiesta di un riscatto. L'equipaggio della Davide B è composto da marinai di diverse nazionalità, tra ucraini, romeni e filippini. Tra i sequestrati non risulta nessun italiano, mentre sono in corso sotto assoluto riservo le delicate operazioni diplomatiche delle autorità preposte per ottenere la liberazione degli ostaggi nel più breve tempo possibile. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591.